Benvenuti alla Piazza 7. Oggi trattiamo di trasporti in relazione alle nuove norme per il distanziamento sociale all'interno dei mezzi pubblici. Ma vediamo il servizio. Parto da Este alle ore 7:30 con un treno regionale direzione Padova. Da cittadino a sentire i media locali mi aspetto controlli serrati, lunghe code per l'accesso del treno e problemi di spazio all'interno del treno. In realtà il mio treno risulta semivuoto e all'arrivo in stazione non subisco particolari controlli. Per scrupolo salgo e scendo da altri 2 treni, ma la situazione non è molto diversa. Stazione di Padova, qual è la situazione? Le persone sono spaventate da prendere i treni, da venire all'interno qua, da come affrontare tutte le situazioni, in quanto hanno dato delle informazioni un po' non proprio perfette, perché vengono dentro, pensano di prenotare i treni regionali, pensano di avere qualcuno che gli misuri la febbre. Non dovrebbe esserci qualcuno che ci misura la febbre così? Ancora non sono sistemati, nel senso che non hanno i misuratori, quando arriveranno li metteranno. Ti hanno misurato la febbre? Mai, io faccio il pendolare e da quando hanno riaperto i treni vengo su e giù quasi tutti i giorni, non hanno mai rilevato la mia temperatura e anche io ho fatto il pendolare da Venezia a Padova tutto il periodo della quarantena, non sono mai stato fermato. A stazione di andata credo ci fossero dei termoscanner. Com'è stato questo viaggio in treno? Come al solito, con meno gente. Immaginavo sarebbero state 1000 robe, controlli, da come l'hanno fatta passare sembrava che dovesse essere un controllo incredibile, forse perché essendo parte di responsabilità della regione, parte di Trenitalia, dovendo trovare un accordo insieme, non sono arrivati a questa soluzione. Antenore, più energia per il futuro. La situazione sui pullman extraurbani appare molto simile, anche se i cittadini riscontrano problemi differenti in merito. Hai trovato delle differenze rispetto appunto a queste nuove regolamentazioni? Sì, tanti autobus che mancano e anche per i lavoratori è un bel problema. Orari che non esistono, arrivano in ritardo, non passano proprio, cambiano orari, non avvisano. In questo momento risaltano ancora di più delle problematiche che probabilmente c'erano già da prima. Esattamente. Ok. Ora non si può fare il biglietto, non ci sono controlli, sono andata fino a Milano e zero. Tanti autisti dicono non timbrare, se arriva il controllo te lo strappano, ma io pago l'abbonamento, è giusto? E allora è tutto anche per questa settimana. Vi ricordiamo che la Piazza 7 nasce con l'intento di darvi la possibilità di esprimere le vostre opinioni. Abbiamo bisogno delle vostre storie, vogliamo che siate voi a scegliere le argomentazioni che noi andremo a trattare. Per cui vi ricordiamo la nostra mail di riferimento, che è redazioneweb@giveemotion.it. Io sono Andrea Cornacchia e vi do appuntamento la prossima settimana.